io non sono iscritto al PD, però ne sono socio fondatore. Gli anni di Giuseppe Di Massa non so come duro del PD. Sì, non so come duro. Dall'età di 14 anni che frequento la sinistra, dall'uscita del PC, del DS, poi il Partito Popolare, poi il PD, non sono più iscritto. E non partecipo alla politica e a quanto mi sembra sentire che partecipa all'interno del PD sembra che non è il PD, che è il Partito della Libertà. Ragazzi, per dire che non c'è democrazia nel PD. Però non eravamo qui se forse capivamo la gente che si sta nelle feste della sinistra, la gente che veniva, che parlava di questa crisi. Se ne capivamo i problemi, forse non eravamo a discutere ora che Grillo ci ha preso il 50% di voti. Quando io qui alla festa delle ragioni ho domandato, c'era Ferretti, alla signora Quinti, all'onorevole Quinti, che mi sono alzato dalla platea e gli ho detto, ma non si poteva fare la patrimoniale per sistemare un po' questo paese o pigliare sempre i soldi delle stesse persone. In 4 giorni abbiamo fatto la riforma del lavoro, dovevamo prendere i soldi, non bisogna prendere i soldi di salvare questo paese. Tutti ci eravamo truccati che questo paese andava salvato. In effetti possono anche capire che andava salvato, se no forse eravamo anche noi come stanno facendo ora a Cipro a prelevare i soldi dal Banco per salvarli, quei pochi che hanno quelle 2 banche che sono messi da parte. Non avevo capito quello quando è sbarcato in Sicilia che ha detto ai siciliani ma hanno abbandonato tutti, anche la mafia se n'è andata al nord, sono arrivato io. Non aveva capito la gente che aveva bisogno di serietà nel Parlamento, e non che mangiava la mortadella e poi nello stesso momento il Paolo. Non aveva capito neanche noi del PD, quando tutti gli intellettuali di sinistra, del mondo del lavoro, della televisione, ci dicevano se facciamo i sacrifici li dobbiamo fare tutti e richiedevano la patrimoniale. E la gente, io il 22 di febbraio ho fatto il mio giretto da buon elettore del PD e non iscritto dai miei parenti, dai amici, dai compagni di lavoro, perché sono in pensione e la facoltà non faccio lavorare. Sono andato alla gente perché votiamo il PD, ha rinnovato qualcosa nel Parlamento. C'era la gioventù, ce ne sono andati Veltroni, grandi personaggi politici. Si sono messi un cantore, è giusto che tirano un cantore. E ve lo dico uno che era pronto per andare a Gallipoli a fare la campagna elettorale per D'Alema contro Mantovano. Ve lo ricordate quando D'Alema pensava che perdesse? Perché c'era la periferia della destra con Mantovano. Era pronto io. Ora ha detto, Franco, state in un cantore, state fuori, fate politica, non voglio ritornare a parlare di questi personaggi. Se capivamo questa gente che chiedeva di serietà, di onestà, di diritti uguali, e non vedevo una mano che prende 30.000 euro di pensione al mese, o vedere un magistrato che se ne va a casa con 800 euro, 700 euro di pensione all'anno, 700.000 euro di pensione. E queste sono le cose che la gente gli dà noia. Non interessa, a me non mi interessa questo. Il PD, se forse capiva questi problemi, dove mettere un po' di equità, forse non perdevamo i voti. Non prendiamo i voti della FIOM, perché ragazzi, bisogna sapere, la FIOM, maggioranza, nelle fabbriche, ha votato Riva, ma anche in casa mia non sono riuscito a far capire ai miei figlioli di non votare, e ha votato Riva, perché noi non siamo stati capaci. Allora, cosa vi dico? Volete che ritorni di iscrivo al PD? Se io mi iscrivo al PD, non ho vergogna da occupare la scrivania dei comuni. Perché non l'avete fatto? Se volete cambiare qualche cosa in questo momento, bisogna farlo con cattiveria, perché si fanno le cose con cattiveria. E mi sembra di essere il tempo di Sofia, venuta a Massa, che ha preso in mano, voleva prendere in mano il partito. Allora aveva ragione Sofia per tempo. Aveva ragione. Il PC era in mezzo all'Europa. E qui c'è l'esperienza, forse lo voglio sentire ora, cosa mi dice questa carissima. Allora, questo partito si bisogna rifarlo, che è il mio. E guardate che sono zoccolo duro, ma questo zoccolo sta marcendo. E come invece le tardi, perché quello che ha fatto Grillo, che ha portato al Parlamento, che l'ha fatto anche il PD,
Era negli anni che io lo aspettavo. E l'ho visto tanti giorni. E non credo che siano tutti con Cristo questi giorni. Non lo credo, eh. C'è ancora tanto marcio dalla parte di là. Ma tocca agli altri farlo cambiare. Come cercate di farlo. Allora, questo partito. Io mi sono voluto entrare in campo a fare gli ultimi anni della mia vita e di dare una mano a riportare, a farmi capire i giorni di pensare di votare a sinistra, a votare il PD. Però questo partito deve cambiare.